quindi cominciando ad entrarci dentro un'analisi un po' più sottile di queste sette leggi naturali. Abbiamo trattato quindi quella del mentalismo per prima e abbiamo capito come queste sette leggi sono questi strumenti di un'armonia, sono i strumenti anche del medico di se stesso, del guaritore. E infatti se apriamo appunto la tabella che ce li colloca nelle ottave, vediamo che le leggi naturali, secondo questa mia intuizione, vengono collocati proprio alla quarta ottava. Ciò presuppone che arrivarvici significa aver attraversato un percorso che non elude la radice. Vi stupireste di sapere che arrivare a concepire, avere una certa dimestichezza col mentalismo, cioè con la legge del pensiero, comunque spirituale, con quella parte impalpabile, eterica della nostra creazione, significa proprio lavorare su una radice profonda che è quella dell'attaccamento. E così vediamo che tutte le leggi hanno una radice profonda da in qualche modo sciogliere, sviluppare. La radice della corrispondenza è proprio l'illusione. Quando ci illudiamo di vivere in un universo non reale, artificiale, quella è un'illusione, invece la corrispondenza è una realtà che corrisponde al macrocosmo, quindi all'universo. La radice invece della legge della vibrazione è la bugia, proprio perché non dir la verità significa essere fuori vibrazione, essere stonati, non intonati. La radice della legge della polarità è il dolore, proprio perché non accogliere le ombre di sé ci fa stagnare in una regione inferica, dolorosa. E ancora la radice della legge del ritmo è la vergogna. E invece vedremo che è importante non aver vergogna di sé per poter agire, perché il ritmo è qualcosa che puoi condurre se non ti vergogni della tua azione. Poi ancora la legge della casualità ha come radice la colpa, e quindi uscire dall'effetto karmico gestito a quanto pare da entità non troppo favorevoli. E infine la radice del genere è proprio la paura, cioè io non riesco a generare se non supero le mie paure. Ora, perché vi faccio scusate, questa analisi rapida di un sistema che vi avevo proposto già diverso tempo fa, perché c'è un'altra legge nascosta che è quella della cura, che le include tutte. La quinta ottava è proprio quella della cura. E perché ve ne parlo adesso? Perché se noi capiamo che le leggi naturali sono i ferri del mestiere del guaritore, del medico che è noi, che vuol portarci come un musicista dentro le leggi dell'armonia, capiamo che le leggi stesse sono uno strumento di cura. E allora a questo punto è importante, seguendo quella tabella di cui prima, capire che queste sette leggi sono come la nostra possibilità di accordare il nostro strumento. Come vediamo al centro di questo toroide abbiamo una sequela di note, e queste note, se vengono allineate, accordate alle leggi naturali, sono un eptacordo, cioè uno strumento di sette note accordato. E quindi possiamo capire, se gestiamo le leggi naturali, non ce ne facciamo sovrastare, ma ne capiamo i flussi, le dinamiche, ne abbiamo conoscenza, possiamo capire appunto la qualità di questo toroide, che è fatto di un piano eterico, orizzontale, un piano fisico, verticale, e che è un nostro meccanismo con cui comunichiamo con l'infinitamente grande, attraverso le correnti ascendenti, e riusciamo a manifestare attraverso le correnti discendenti di questo toroide, che è autosufficiente ed è una monade. Quindi
dobbiamo fare se parliamo di cura, quindi di guarigione, quindi della ottava legge nascosta, vediamo che questa ottava legge matura proprio in un momento particolare di questo percorso dentro le nostre ottave che ci hanno portato finalmente come indigeni liberi a volerci riaccordare alle leggi naturali. È proprio il passaggio dall'eroe al guaritore. Eroe e guaritore sono due archetipi a cui noi ci ispiriamo per condurre le nostre azioni nel mondo. L'eroe è colui che persegue la propria vocazione, la propria missione a suo ritmo, non si fa distrarre da altri. Il guaritore porta l'informazione agli altri affinché possa diventare una chiave di lettura del mondo e quindi anche di guarigione degli altri, poiché è stata la sua personale chiave di guarigione, la guarigione di se stesso. E quindi vediamo come questo toroide di cui prima, se noi provassimo a osservarlo in maniera in sezione, sicuramente ci darebbe questo tipo di geometria, che è appunto una geometria che accorda le sette note con i sette colori, che contiene le sette leggi naturali e che quindi è implicito in sé il concetto di aver superato, trasceso i demoni e quindi manifestato nella realtà con conoscenza. Ma questa guarigione, questa cura, come si manifesta dentro tutte le leggi naturali, a prescindere dal fatto che c'è proprio un archetipo specifico che sia quello del guaritore? Allora, indubbiamente se partiamo diciamo dal genere, la facoltà guaritrice della legge del genere è quella della rigenerazione, e quindi proprio quella caratteristica del toroide di rigenerare se stesso infinite volte. Se invece prendiamo la legge della causa-effetto in seno a questa ottica della cura, la causa-effetto esprime la sua capacità guaritrice proprio in seno all'equilibrio. Se invece prendiamo la legge naturale del ritmo, la guarigione si manifesta come? Attraverso la rigenerazione che è implicita nella ciclicità. Il tamburo, per esempio, veniva suonato in ogni scadenza, durante ogni scadenza annuale relativa alle stagioni, quindi si intuiva come la ciclicità era diciamo l'anticamera della rigenerazione. Come invece si manifesta la cura, quindi la guarigione dentro la legge della vibrazione, attraverso la risonanza. È cosa che hanno ben chiaro sicuramente tutti i musicoterapeuti. Come si manifesta invece la cura e quindi la guarigione dentro la legge della corrispondenza? Indubbiamente attraverso l'accordo, perché solamente chi sa di essere un frattale di un'unità più grande riesce ad accordarsi a questa unità più grande. E inoltre, come questa cura si manifesta dentro la legge del mentalismo? Assolutamente attraverso la conoscenza, perché la conoscenza significa poter dar vita, poter dar genesi. Eh, che è assolutamente diverso dal concetto di ignoranza, poiché l'ignoranza può essere naturalmente associata al concetto di morte. E andiamo quindi dentro la legge del ritmo. Anche la legge del ritmo ovviamente viene da una radice, ha fatto il suo percorso per essere compresa. La sua radice è la vergogna. Superata la vergogna, ci impadroniamo della nostra capacità di agire e l'azione all'ottava più alta si incarna proprio nell'archetipo dell'eroe. Questo archetipo che va a suo tempo, a suo
ritmo, segue la sua missione senza lasciarsi fuorviare, come dicevamo prima. Ed ecco che quando anche l'archetipo viene trasceso, si comprende intimamente la legge naturale del ritmo e quindi si gestisce, si può forse anche trascendere. Abbiamo degli endoritmi e esoritmi, cioè dei ritmi interiori che corrispondono a dei ritmi esteriori, perché dentro la legge del ritmo è ovviamente contenuta anche quella della corrispondenza, come in piccolo così è in grande, quindi quel che avviene dentro il nostro corpo è il corrispettivo di quel che avviene a livello universale. Quindi abbiamo endoritmi, il respiratorio e cardiaco. Il respiratorio sono 18 respiri per minuto, invece il cardiaco sono 72 bpm, battiti per minuto, quindi il rapporto fra un respiro fatto di ispirazione e espirazione e il battito del cuore è di 1 a 4, un respiro, 4 battiti. Questo endoritmo corrisponde al ritmo circaterreno, cioè di rivoluzione della Terra intorno a se stessa e della propria orbita. Abbiamo altri endoritmi come quello mestruale e gestazionale, che sono circa mensili e circa lunari. Il mestruale infatti dura circa 28 giorni, il gestazionale 9 mesi e corrispondono all'esoritmo lunare, che ha a che fare con tutti i liquidi, acqua, sangue, maree e perché no forse anche i flussi emozionali. Il ritmo circalunare ha la caratteristica di avere delle nutazioni, cioè i punti di intersezione con l'orbita terrestre si chiamano appunto nodi lunari. Unendo i nodi lunari otteniamo la cosiddetta linea dei nodi e tale linea ruota in senso orario ogni 18,6 anni, determinando anche l'eclissi. Altri endoritmi sono quello spermatico di 6 mesi, che corrisponde a un ritmo circa annuale, quindi circa solare, e i ritmi circa solare e esoritmi solari sono i solstizi e gli equinozi. Poi abbiamo un endoritmo vitale fatto di circa 72 anni, che corrisponde a un anno cosmico fatto di 4 nutazioni, quindi 4 volte 18, e poi abbiamo un incarnativo, un ciclo incarnativo dell'anima, o meglio, qualcuno dice che l'anima non si incarna perché è una scintilla, ma comunque diciamo prende a prestito i corpi sottili con cui entrerà dentro un corpo e abiterà un corpo. Il ciclo incarnativo è un ciclo per l'umanità che corrisponde a un esorritmo universale, che è il cosiddetto anno platonico dei 26.000 anni. Per guardare un po' più a fondo alla legge del ritmo, ho pensato di proporvi una ritmica che mi ha molto appassionata durante i miei studi, che si chiama Maksum. È una ritmica araba, veniva usata prevalentemente per il ballo, nella triade classica, diciamo, medio orientale, con darbuk, rik e tar. L'ho rubata, diciamo, l'ho trasportata sul nostro strumento, che è un tamburello del sud Italia, e ve la eseguo. Da questa ritmica ho estrapolato una brevissima improvvisazione vocale. Diciamo che ho aperto, diviso le parti costitutive di questa ritmica più o meno, e ve le ho mostrate dentro 3 piccoli cicli, perché il ritmo è proprio, capiamo quanto sia collegato appunto alla rigenerazione e quindi a questo meccanismo autorigenerante, sia autosufficiente proprio del toroide. La prima ritmica è il primo cerchio. Si pronuncia così: dum, pa, dum, pa. La seconda ritmica, sempre in cerchio, è quella che eseguivo prima al tamburo: dum ta, ta, dum ta, dum ta, ta, dum ta, dum ta, ta, dum ta. La terza ritmica è, diciamo, un accompagnamento fatto solo dai sonagli: ciaca, 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 ciaca. Adesso li mettiamo tutti e 3 insieme. Dum,
chaka, 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 chaka. È uno strumento molto antico e ci ricorda un animale che era un tabù. Era il ragno. Il ragno era capace di tessere connessioni, esattamente come fanno i ritmi colpiti dentro il tamburo. Fanno delle ritmiche espresse dentro una geometria. E il ragno faceva su e giù da questo cosmo, in molte delle culture delle cosmogonie anche aborigene, perché veniva associato al canto. Il ritmo, c'era un canto che innalzava. L'analisi del ritmo non può che portarci a una riflessione quindi su come questo ritmo, questo tempo sia stato manipolato. È un tempo che ha finito per divorare i suoi figli, più che essere un tempo di qualità, proprio perché è un ritmo distante dalle leggi naturali. Ovviamente il primo grande passaggio è stato ancora una volta dato dalla Chiesa, perché la religione ha destituito il vecchio calendario lunare che seguiva il flusso mestruale della donna, di cui abbiamo tante testimonianze in seno alle culture preistoriche, per favorire il calendario giuliano e quindi diciamo un tempo più basato sulla capacità di fruttare denaro e quindi a un tempo che fosse più commerciale che gestazionale, quindi creativo. Il non plus ultra, diciamo, della manipolazione di questo tempo l'abbiamo avuta proprio con l'invenzione della finzione giuridica, che viene apposta sulla placenta del nato vivo, che però viene dichiarato morto perché la placenta costituisce un pezzo di questo naufrago salvato dalle acque, e quindi su questo presunto morto viene emanata la finzione giuridica e
quest'atto ci costringe tutti a festeggiare il proprio compleanno il giorno della venuta alla luce, piuttosto che il momento di fecondazione dell'ovulo di nostra madre con lo spermatozoo di nostro padre, che è l'unico momento non manipolabile in cui si forma lo zigote, in cui vi è la comunione dei 23 cromosomi per ciascuno, e in cui ovviamente nessuno può emettere alcuna finzione giuridica. Quindi forse dovremmo cominciare a festeggiare il nostro compleanno calcolando il giorno in cui l'ovetto di mamma è stato fecondato dal semino di papà, e quindi anticipando di 266 giorni o quasi circa, perché il calcolo non può essere fatto per l'esattezza a secondo dei casi, rispetto alla nostra data della venuta alla luce. Quindi potrebbe essere una via a recuperare il nostro tempo, più che stravolgere il calendario giuliano, ritornare a una concezione di un calendario naturale legato alla madre, e quindi risalire al nostro vero momento della nascita. E sul caso, diciamo, ho dedicato una piccola rubrica a parte, spiegando, diciamo, il punto di vista del Curtis Kallenbeck. E ora si gira punteremo spade e regina qua presso cavalli. Cavalli uomini sopra carina scendono a farci una ramanzi e a ramanzina è da paitero re perché la regina nisciu al re. Arre, arre, antise la dama consolazione che fece chiarezza con i bastoni, o bastone delle carte siciliane, corte di spati, coppi e denari, che sono tutte cose che tiene lo re, dice la dama, e a regina un è. Regina un chiangere, coi tempo conciaro, ora le femmine te danno una mano. Ecco la parrata che faceva l'itona, scende a lasciata di spade a batona, scende chi mossi di una battagliera, come le femmine vecchia maniera, ci dette a regina lo scudo allo braccio, ci dette a regina antichi e coraggio, io canno, come si fa la morra, puncenno, come si fa la guerra. E la strumenti la dama e denari, tutta vestuta con l'orecchio fini, passava davanti alle cavaleri, senza degnare e manco tagliare. E la strumenti, la dama e denari, tutta impettuta come un ambasciatore, diceva contenta da porta reali, perché con il re è buono o parlare. E dice che ora, dallo mazzo nuovo, le siciliane ci unciono uno. E dice che ora, dallo mazzo buono, c'è la regina che fa 41.